Francamente non so quando è successo che abbiamo smesso di darci la buonanotte. Deve esserci stata una prima volta alla quale non abbiamo fatto caso e poi è diventata un'abitudine. Ci sentivamo forse più forti, ormai in grado di affrontare qualunque notte senza augurare l'uno all'altra che fosse buona? Non ricordo niente di tutto questo. Eravamo pur sempre dei fifoni e le notti, a dirla tutta, sono diventate anche peggiori. Mi ricordo che ci scambiavamo quell'ultima parola prima di spegnere il telefono o la luce, ed era una parola antica e benevola, e con quella parola mi sembrava non di avere consumato un altro giorno, ma di averlo compiuto insieme. Di tutte le cose che abbiamo smesso di fare, questa mi risulta la più spiacevole, perché nonostante io abbia finalmente imparato a dormire con me stessa, senza sentirmi sola, quella parola manca. È per questo che compongo il tuo numero, anche se non ricordo di preciso che ora sia dove tu ti trovi, e aspetto che tu mi dica pronto, per darti la buonanotte. Contare le sedie è il finale al premio Settembrini. Ci vediamo il 12 novembre a Mestre.